Tante, padre Raid, lei ci ha raccontato dello sfollamento forzato di molte famiglie cristiane dalle loro case, il tragico ridursi dei discepoli di Cristo che in tutto il Medio Oriente è un danno incalcolabile non solo per le persone e le comunità interessate, ma per la stessa società che si lasciano alle spalle. In effetti, un tessuto culturale e religioso così ricco di diversità è indebolito dalla perdita di uno qualsiasi dei suoi membri, per quanto piccolo. Come in uno dei vostri tappeti artistici, un piccolo filo strappato può danneggiare l'insieme. Lei, padre, ha parlato dell'esperienza fraterna che vive con i musulmani. Dopo essere ritornato a Mosul, lei ha trovato l'accoglienza, rispetto, collaborazione. Grazie, padre, per aver condiviso questi segni che lo Spirito fa fornire nel deserto e per averci indicato che è possibile sperare nella riconciliazione e in una nuova vita. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكر سيادة رئيس الأساقفة المطران نجيب ميخائيل لكلماته الترحيبية. Per questo accolgo con grande favore il suo invito alla comunità cristiana a tornare a Mosul e ad assumere il ruolo vitale che le è proprio nel processo di risanamento e di rinnovamento.